Quinta corsa, premio Romagna Pannelli. Buoni 3 anni al via, partenza coi nastri a distanza dei 2060 metri, sono in 7. Con l'1 Ancelotti F, Roberto Nuova. Vecchione, 2 Attost, Gianni Targhetta, 3 Actaro P, Sandro Miraglia, 4 Applemar, Marcello Vecchione, 5 Apesan, Marco Stefani, in seconda fila 6 Amilcare Dimar, Vincenzo Piscuoglio, 7 Aloha Bay, Luca Lovera. Partenza coi nastri, quindi i cavalli stanno entrando dal pistino interno. Favori ora per Ancelotti F, ricordiamolo, fratellastro del campione Nesta F. Ora i cavalli sono agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, velocissimo Applemar con Marcello Vecchione che scavalca Actar OP. Tanto vediamo problemi per Aloha Bay che si rimette in coda. Quindi in vantaggio Marcello Vecchione con la figlia di SJ Photo. Primi 200 metri con partenza da fermo in 16,2, siamo al primo passaggio davanti alle tribune. Intanto c'è uno scarto all'esterno da parte di Apesan. Numero 5 Apesan squalificato. Intanto dalla quarta posizione si mette in moto Roberto Vecchione con Ancelotti F, il Sauro che avanza al largo. Attost in terza posizione alla corda davanti a Milcare Dimar. Siamo ai 600 metri, vedremo la scelta di Marcello che lascia passare Roberto Vecchione. Quindi Ancelotti F, il nuovo battistrada dopo 800 metri. Davanti a Applemar, poi Actaro P, si è formata una fila indiana, ora ha rallentato. Roberto Vecchione, Attost è in quarta a precedere Amilcare Dimar, poi Aloha Bay in sesta posizione. Fila indiana, ora c'è il favorito al comando, nessuno fa la prima mossa, vediamo il primo chilometro, è passato in 1,20. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Roberto Vecchione col portacolori di Holger Ehlert. Ancelotti F, frazione qui davanti in 15,1, poi Applemar, Actaro P, Attost, Amilcare Dimar e Aloha Bay. Sempre in vantaggio il fratellastro di Nesta F, figlio di Varen, curva passata in 15,5. Sempre Applemar che accenna a spostare, poi Actaro P, Amilcare Dimar che prova a avanzare, si muove dal fondo anche Aloha Bay. Siamo a 450 metri dalla conclusione. Ancelotti F deve respingere l'attacco portatogli da Applemar, si avvicina pericolosamente anche Actar OP. Siamo a metà dell'ultima curva, fa sul serio Applemar, deve richiedere il proprio portacolori Roberto Vecchione. Tanto si fa luce anche Attost, ultima curva passata in 15,8, sembra un po' stanco Ancelotti F che cerca di riprendersi, ma Applemar sempre prevalente al suo esterno, si butta di dentro anche il numero 3 di Actaro P e sul palo Actaro P, Sandro Miraglia vengono a vincere davanti a Applemar. Poi gli altri con un deludente Ancelotti F, ma vittoria meritata da parte di Actaro P. Il training è di Lorenzo Baldi, la guida di Sandro Miraglia per la signora Olga Esperanza Torres. Bella vittoria per questo figlio di Exploit CAF, la sua seconda in carriera. Ha attaccato di dentro il battistrada mentre Marcello Vecchione con Applemar stava già gustandosi una probabile vittoria, ma Actaro P l'ha bruciato di dentro ed è venuto a vincere la quota di 12,51. Vediamo per il terzo, perde anche il terzo Ancelotti F, appannaggio di Attost con Gianni Targhetta.